Amici bellini, benvenuti, bentornati, anzi è sempre martedì, lo sapete benissimo, forse qualcuno non lo sa ancora, ma perché siete i nuovissimi iscritti, si fa il campo, si deve parlare di campo, non sono soddisfatto delle parole di Spalletti, assolutamente, voglio dire la mia, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Per esempio, tra quelli che non sanno che è sempre martedì, probabilmente c'è Valentina della Gala, ultimissima iscritta, insomma, proprio mentre stavo postando il video di questa mattina per voi e ieri mattina, che ne so, non so più niente, non siamo nemmeno più... Che cos'è questo riflesso di luce che non si capisce, che sto sperimentando delle cose e che non funzionano bene, vedi, diventa tutto... forse sarà... Non lo so, comunque voi lasciate il like, perché più like lasciate più vedi, non avete raggiunto i 1926 like col Milan e abbiamo perso con lo Spezia. Io poi ve le dico le cose se poi voi non le sapete, eccetera eccetera. E un'altra cosa che gli amici bellini nuovi non sanno, gli amici bellini lo sanno bene, ma quelli là nuovi che ancora magari non sono bellini e che lo diventeranno, è che io qualche tempo fa scrissi una canzone che si chiama #fragili mentalmente, #fragili mentalmente, tutto attaccato, che trovate su Spotify. Era una parodia, era una cosa per ridere. Sono l'unico probabilmente al mondo che ha fatto una canzone di parodie che non esalta i giocatori, anzi ne sottolinea insomma le defiance, e quindi così ci siamo divertiti per cercare anche di sdrammatizzare. Probabilmente fu proprio la partita con lo Spezia che fu il culmine della cosa, che gridai come un ossesso. Andatevi a rivedere le partite vecchie e vi renderete conto che quello che dice Gulam è vero, che siamo sempre gli stessi, e lui è sempre lui, e Mario Rui è sempre lui, ma se la trovate nella canzone così. Lasciate il like e passiamo con un Ambrabam senza indugio a vedere questa cosa. Questa volta vedete che a fianco ai nomi dei subentranti ci ho messo anche dei numeretti che non sono i voti, perché i voti finiscono sul canale di Fan Rating, la nostra collaborazione con Fan Rating, e lì do i numeri. Qua però parliamo di come si sono mossi in campo e di come si arriva a quei numeri che io non amo, ma che in questo caso ce li possiamo spiegare, perché Spalletti un pochino ci ha parlato in conferenza e quindi ci ha spiegato che per esempio Mertens per lui va fuori all'inizio secondo tempo per scelta tecnica, non perché aveva preso una botta. Allora io per esempio, non sapendo se uno è stato male, se uno è così, la scelta di metterlo dall'inizio non lo posso sapere. Se invece me lo dicono, allora io ti dico: Spalletti, che cosa, che hai visto? Perché? Come ti è venuto in mente? E chi non se ne è accorto, come fate a non accorgervene che Mertens era l'unico che nel primo tempo ha avuto lo spunto? Perché guardate, Mertens capitano, Mertens sceglie il campo, ok? Campo, palla a voi, campo. Guardate come batte lo Spezia. Ci sta negli highlights, quelli là completi, proprio la battuta d'inizio. Guardate come rincorre Mertens il pallone gli avversari. Guardate un attimo l'approccio di Mertens, perché si dice approccio sbagliato. Non lo so se il Napoli ha avuto l'approccio sbagliato. Secondo me l'approccio c'era tutto. Mertens e Zielinski erano in palla, Zielinski parte subito, si scarta un paio di avversari e arriva al tiro alto. Dopodiché c'è il colpo di testa di Manai, già in difesa un pochino molli con difesa a zona molla. Dopodiché il colpo di testa di Lozano che non finisce negli highlights perché era fuori gioco. Ancora un pallone di Mertens sull'uscita di Provedelle, Lozano di testa non inquadra la porta. Poi c'è il Politano che comunque vivace su quella fascia, sul primo palo prende l'esterno della rete. Mertens, la serpentina che lo porta al tiro, che provvede la palla sul primo palo, eccetera eccetera. Ancora un tiro di Mertens violento che finisce al lato, e poi c'è il gol di Juan Jesus nella sua porta, un movimento stranissimo, proprio pum, palla che sbatte, prende pure un rimbalzo importante, e Ospina secondo me è anche mezzo colpevole su quella cosa là. Io poi non è che devo prendermela sempre con Meret, non me la prendo mai con Ospina come qualcuno ha detto, assolutamente. Qua secondo me Ospina poteva fare qualcosa in più e non me ne frega niente di dirlo, tanto Ospina ha le spalle larghe, anche se segue il canale e non mette i like. Quindi Ospina solo quello dovevi fare, non l'ha fatto, quindi mi dispiace, non può prendere la sufficienza. Prende la sufficienza per me Di Lorenzo, perché
che comunque, se vai a vedere nel secondo tempo, sventa anche un possibile contropiede loro, dove a un certo punto si sono trovati uno contro uno, eccetera, eccetera, e fa quello che può. Prende anche una botta al ginocchio dove tutti noi siamo rimasti, mamma mia, ecco qua, è caduto da solo, aiuto, perché si fa male Di Lorenzo, è alla fine dei giochi, ma è la fine dei giochi lo stesso. Rachmani, qualche cosina ci ha messo una pezza pure nel secondo tempo, però... C'è da sottolineare quel retropassaggio strano, alto, che mette in difficoltà Ospina, che la deve mettere così. Sai, presunzione, cose. Mettine fallo laterale, ce li ricordiamo qualche qualche retropassaggio che non è andato a buon fine. Mettine fallo laterale, come avete giocato con il Milan. No, c'è stato un po' di presunzione secondo me generale. Juan Jesus non conferma purtroppo la prestazione ottima fatta col Milan. Ce la dimentichiamo quella col Milan? No, è stata un'ottima prestazione. Questa qua è stata una mezza fetecchia, sì, perché al di là del gol, dell'autogol segnato, alcuni, non mi ricordo nemmeno i nomi dello Spezia, immaginate un pochino, sono riusciti a superarlo anche in velocità e hanno creato quel minimo di apprensione senza nemmeno tirare in porta, ma quel minimo di apprensione l'abbiamo visto. Poi impostare non è un fine dicitore, ma non glielo chiediamo nemmeno. Mario Rui, ragazzi, Mario Rui, la rovina del Napoli. Intanto Mario Rui ruba palla a non so chi che fa un retropassaggio là e dà il pallone d'oro, proprio il pallone d'oro a Lozano, glielo consegna e Lozano cadendo la tira piano piano e il difensore la ribatte. Quindi Mario Rui l'aveva confezionato il gol di Lozano, come lo aveva confezionato anche Politano, per pochi centimetri era in fuorigioco. Politano aveva confezionato l'assist per Lozano, che quella volta che l'ha segnata era in fuorigioco Politano, e quindi non ci è andato bene. Gulam entra all'87esimo, mi devi spiegare all'87esimo Gulam che cosa deve fare? Un cross fatto bene, eccetera eccetera. Prima, se tu credi che Gulam ti possa mettere un cross fatto bene, lo fai entrare con Petagna, altrimenti se non ce l'hai una cosa è che fai entrare uno che è fisico, Gulam c'ha il fisico per fare un colpo di testa in difesa, ma se devi attaccare o Gulam sta bene e lo metti subito titolare, perché Mario Rui era pure diffidato, o sta bene lo metti titolare o non sta bene. All'87esimo non significa niente. Sono molto severo con Spalletti, perché non li ho capiti nessuno di queste sostituzioni, nessuno, e non ce le ha spiegate e non gli hanno fatto le domande e non ci stavano i giornalisti, siamo d'accordo, ma una ce l'ha spiegata, è quella di Mertens, e non mi soddisfa la risposta. Abbiamo fatto tutti i complimenti che si meritava, adesso gli devo dire quello che si merita anche questa volta. Lobotka non mi è dispiaciuto affatto, se vogliamo. Lobotka non mi è dispiaciuto affatto, ha fatto quello che doveva fare, si girava, cercava di impostare, non veloce, brillantissimo come tutti gli altri d'altra parte, però ha fatto quello che doveva fare, e lo toglie al 79esimo per far entrare Elmas. O lo togli prima o lo lasci in campo. Quello che secondo me poteva essere tolto prima era Anghissà, che mi è sembrato svogliato, barra non fammi ammonire, barra non mi fa male che c'è sta la Coppa d'Africa. Questa è stata l'impressione che mi ha dato Anghissà. Devo dire la parola al pane, vino al vino, quello che mi sembra. Zielinski, hai tolto Zielinski. Zielinski era l'ottimo Zielinski che fa un ottimo raccordo tra centrocampo così. Vuoi mettere un ass? Va benissimo, metti Zielinski dietro al posto di Lobotka, mettilo al posto di Anghissà. Non ti puoi perdere Zielinski. Zielinski 5 gol, capocannoniere del Napoli, non lo puoi togliere. L'unico che vede la porta e non la vede neanche sempre. Non lo puoi togliere, Spalletti. Dobbiamo fare gol. Devi lasciare Zielinski, devi lasciare Mertens, 5 gol, capocannoniere del Napoli, non lo puoi togliere. Volevi mettere Osimhen, sta ancora fatto male, 5 gol, capocannoniere del Napoli Osimhen. Fabian sta fatto male, 5 gol, capocannoniere del Napoli Fabian. Mertens, Zielinski, Elmas, che è l'unico che sta segnando in questo periodo, già doveva giocare per me titolare al posto o di Politano o di Lozano in zona Insigne, che funzionava alla meraviglia. Lo puoi mettere sotto punto, puoi spostare Zielinski più dietro, puoi mettere Petagna per la fisicità, e chi ti dice di no?
fallo. Ci è piaciuto in altre volte che Petagna fa sportellate con i difensori e qualcuno si inserisce, ma qualcuno si inserisca, e quello che si inseriva meglio è Mertens, l'hai tolto subito. Com'è possibile? Dopodiché gli altri cambi sono tardivi, perché anche un ass gli devi dare un pochino di più di 20 minuti se lo vuoi che si scaldi, perché poi qualcosina, a parte il tiro che finisce in fallo laterale, perché nel secondo tempo il Napoli, Lozano al volo alto, calcio di punizione di Zielinski, Lozano il gol in fuorigioco, e vabbè, il gol mangiato dallo Spezia non ce lo dimentichiamo, si sono mangiati un gol clamoroso che viene dalla sinistra, il cross, vabbè, sinistra nostra. Dopodiché gol mangiato dallo Spezia, gol annullato a Petagna. Dell'arbitro io non parlo proprio, però lo segnaliamo per dovere di cronaca, nemmeno per pianto, che questa spinta di Petagna sull'avversario, i replay non mi sono chiari. Mi fido, sicuramente avrà fatto una spinta clamorosa che meritava di essere sanzionato. Mi fido, ma i replay non sono chiari. Dopodiché tiro di Politano deviato, il solito che si scarta e va verso l'esterno. Dopodiché Lozano su quel cross di Mario Rui, quell'intuizione di Mario Rui che a porta vuota non riesce a segnare. Tiro di Zielinski deviato, tiro di Zielinski centrale, tiro di Lozano centrale. Tutti questi tiri, hai capito, che non significano niente senza quella cazzima, senza quella vera. Poi un ass comincia a tirare, un tiro largo, un tiro di Elmas largo in quei pochi minuti, un tiro di un ass in palo laterale, Di Lorenzo addirittura quel mezzo tiro cross su assist di un ass parato, e poi anche chissà fa un buon tiro, forse l'unica parata seria di Provedel. Dopodiché dopo quel tiro ci sarà anche il fallo che mi sembra netto, credo fosse su Di Lorenzo, su un ass, non lo so, comunque gamba alta che prende la gamba, l'Alberto, l'amico nostro ex arbitro, mi ha subito detto: guarda, te lo dico subito, è rigore, questo è rigore. Ma noi veramente siamo talmente addolorati che non ce la facciamo. Con 2 rigori non assegnati dovevi fare 3 gol, con i 2 rigori doveva finire 5-0, ma senza proprio. E poi Elmas si toglie anche lo sfizio di prendere una traversa proprio a dimostrare che sta in una forma straordinaria e che non andava mai tolto dagli 11 titolari, mai. Se poi vuoi fare entrare qualcuno a fine primo tempo per dare una scossa così, tieniti a Mertens in campo, mettici a Elmas vicino, oppure li fai dialogare, o metti un asso, o metti così. Vuoi mettere Petagna, va benissimo, parti con Petagna, fai quello che vuoi tu, ma togliere Mertens che stava giocando di prima, che stava pressando come un dannato, che stava superando l'uomo, l'unico là davanti, è proprio stato un capolavoro di Spalletti. È stato un capolavoro di Spalletti inspiegabile, veramente inspiegabile. Lui ce l'ha spiegato, vedevo la squadra equilibrata, non volevo cambiare l'equilibrio e volevo più fisicità. Però non ti sei reso conto che hai messo uno che non segna, che è Petagna, e hai tolto uno che segna, che è Mertens. Di conseguenza hai mantenuto l'equilibrio, perché lo Spezia un gol se l'è mangiato. L'hai mantenuto l'equilibrio, ma non hai segnato. Servono quelli che segnano, amico mio. Purtroppo è una realtà dei fatti. Nel secondo tempo poi non succede niente, perché il Napoli non è che cambia. Puoi anche cambiare modulo, ti metti a 3 puro, però non 5-3-2, ti metti a 3 in difesa e sulle fasce non ci metti più dei terzini, ma ci metti degli attaccanti. Ci puoi mettere Elmas che si adatta a farsi tutta la fascia e togli a Rui, puoi lasciare Politano sulla destra che si fa tutta la fascia, eccetera eccetera, e lasci 3 centrali con Di Lorenzo. Lo puoi fare benissimo, tu puoi metterti a 3 attaccanti, puoi fare tutta una serie di cose. Non l'hai voluto proprio fare, non ce l'avevi proprio in mente di cambiare un po' le carte in tavola per sbloccare questa cosa, che poi lo Spezia non ha fatto nemmeno questa cosa proprio all'arma bianca, che spazzavano, poi si difendevano come si dovevano difendere, un po' di passaggi così, senza niente, così. Dopodiché entra pure Demme all'87esimo. Che significa? Perché tu hai tolto Lopot, che hai messo Elmas qua, ok, dopodiché entra Demme per 3 minuti, hai spostato così e Elmas finisce sotto punta, diciamo, perché un ass va un pochino più sull'esterno destro, Elmas finisce qua. Hai voluto mettere pure a Demme all'87esimo. Non me lo spiego, signori, non me lo riesco a spiegare. Questa è la partita del Napoli, siamo sempre gli stessi. Abbiamo analizzato ovviamente quello che non mi spiego di Spalletti. I giocatori si prendessero la loro responsabilità, perché nonostante tutto questo sono tante le occasioni create dal Napoli. Gli XG li abbiamo visti durante la live, vediamo se ce li ho ancora a disposizione. Iscrivetevi al canale. Voi vi iscrivete al canale, sì. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sta qua.
Il Napoli ha fatto 1,45, un golletto doveva farlo, lo Spezia l'ha fatto per sbaglio proprio con 0,36. Però voglio dire, il Napoli di Gattuso, ce lo ricordiamo, contro lo Spezia dove perdemmo 1-2, creammo qualcosina di più, ma è inutile il latte versato, piangere sui latti caduti, scaduti, non ci cambia niente. Sappiamo, quindi i giocatori si prendessero la loro responsabilità, perché quando tirano mosci, tirano centrali, non siamo mai pericolosi. Lozano non sta segnando più, Politano non sta segnando più, Elmas, Mertens e Zielinski segnano e vengono utilizzati poco anche tra di loro, eccetera eccetera. Quindi un po' Spalletti, un po' i giocatori, un po' De Laurentiis dice che Spalletti è il più grande allenatore mai avuto, e appena parlato è finita la giostra. Un po' anche la sfortuna, però è andato negli spogliatoi, ha il suo sostegno e hanno brindato, quindi un pochino dobbiamo anche ragionare su questa rosa. Certe partite ci esaltano e ci fanno dire, mea culpa, ci fanno dire allora le seconde linee sono in grado perché l'hanno fatto col Milan, sono in grado così, e invece probabilmente questa è stata la cosa opposta. Siamo diventati presuntuosi evidentemente. Spezia, tranquillo, quando mai? E invece lo Spezia ti ha fatto lo scherzetto. Da New York, Valerio Fluido, è tutto per ora. Qualcos'altro succederà. Un piccolo bicarbonapoli di ruttino. Voi sul fluido.net trovate la tazza. Ma è un fatto di cortesia, potete farvi i regali di Natale, la Befana per esempio, perché magari per Natale è tardi, però sai, la Befana. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.